Con Luca Giaroni, senti Luca, un 5-3 però 2-0 dopo 2 minuti, i tuoi ragazzi sono partiti maluccio, non l'avevi preparata così. No, decisamente no, infatti ho dovuto chiamare subito il time out, penso dopo 3 minuti forse, adesso non mi ricordo esattamente perché l'inizio è stato veramente terribile. Non so, probabilmente un po' la tensione della partita, l'importanza della partita, sicuramente non era il Seregno che volevo vedere in pista. Poi dopo il time out comunque hanno cominciato a giocare e io penso che alla fine abbiamo fatto una buona partita al cospetto comunque di una squadra che è meritatamente prima in classifica e che stasera è venuta qua proprio con l'intento di vincere, quindi io non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, potevamo magari gestire meglio quel momento in cui eravamo riusciti a pareggiare la partita, poi abbiamo preso il 4-3 subito, insomma è stata un po' una mazzata da questo punto di vista, però vabbè, niente, è andata così, ci prepareremo per l'ultima. Il coraggio anche hanno avuto i tuoi ragazzi, ricordiamo pochissimi, hanno esperienza vera di partite determinanti, e comunque nel riprenderla anche fino al 3-3 con voglia, comunque con testa, con l'intensità anche giusta. Sì, sì, sicuramente la partita di stasera comunque ha dimostrato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che questa squadra ha dei valori veramente importanti a livello di cuore, a livello di testa, a livello di gioco. Ci è andati parecchie volte vicino al gol, ovviamente anche loro in ripartenza hanno avuto tante occasioni, però vabbè è il Breganze, non è che giocavamo contro Pinco Pallino. Però ecco, noi ce l'abbiamo messa tutta stasera, ci abbiamo provato, ci eravamo quasi riusciti. Questo ci deve dare conforto e fiducia per l'ultima partita a Montecchio sicuramente, perché, ripeto, sembrerò ripetitivo su questa cosa, però veramente questa è una squadra che ha dei valori importanti e a cui va solo fatti degli applausi per il campionato che hanno fatto. Mi hai strappato di bocca l'ultima domanda, che era ormai 2 settimane per preparare Montecchio e paradossalmente, nonostante il gran campionato di questo Seregno, perché ha battuto la seconda in classifica, insomma le vittorie le sapete tutti, alla fine deve ancora giocarsi e lottare e soffrire 50 minuti su una pista molto difficile come quella di Montecchio. Sì, purtroppo questa è un po' l'assurdità della 2 di quest'anno. Purtroppo diciamo, si è deciso che un girone praticamente giocava così per ridere, fra virgolette, e l'altro girone, il nostro girone, invece avrebbe giocato fino alla morte, fino alla fine. Ci sono ancora comunque parecchie squadre imbrigliate nella lotta per non retrocedere, perché stasera so che il Trissino, ho visto che il Trissino ha perso, il Modena ha perso, domani ci sarà Valdagno Tiene e l'ultima giornata sarà decisiva, ecco. Quindi noi sicuramente ci prepareremo al meglio, come abbiamo sempre fatto per tutte le partite, con la massima serenità possibile e andremo a Montecchio a giocarci quello che secondo me sarebbe una salvezza meritata per il campionato che abbiamo fatto quest'anno. Grazie mister.